i regalini del CP quando vado a dormire da Alessia. Alessia c'ho i bei coglioni, ma guarda il fascino del cantiere, la gente che si ferma, va a risare il cambio e va via dopo che arriva altri. Adesso a contribuire allo sputtanamento del canale Le Puntine del Mondo da parte dell'algoritmo di YouTube c'è anche il fatto che c'è gente che vede, poi non c'entrano nulla ovviamente, ma c'è gente che vede i miei video nascosti, ok? I video vengono messi privati ovviamente in quanto in coda di programmazione e alcune persone li vedono, quindi poi l'algoritmo li considera come diciamo visti, ma visti da pochissime persone, quindi i video vengono sempre più nascosti. Adesso una sfiga unica tecnicamente parlando sto canale, ne ha passati di tutti i colori, porca troia. Guardavo nei vari siti di tutto, che sia di moto, di informatica eccetera, tutti che fanno a sponsor alla NordVPN, cioè io sono stato l'unico che quando mi ha contattato gli ho detto di no. Oh, mi era venuta la malsanissima idea di prendere altre 2 sedie della Corsair nere, che così sono neutre, e di metterle al posto dei sedili qua di Pullman, che sono anche tutti rovinati oltre che sfondati in culo, sembra quasi una roba omosessuale, invece no, è proprio la seduta che è sfondata che c'è. È solo che purtroppo non sono reclinabili in avanti e quindi non potrei più tirare giù il letto basculante. Peccato perché, cioè, il rapporto qualità-prezzo, se li interpretiamo come sedili da guida, non costerebbero niente e comunque hanno la base di metallo sotto e quindi si adatta a quella di Pullman e gliela si attaccava. Le cinture sono qua, non c'entrano niente col sedile, sarebbero stati perfetti, erano regolabili in tutto e per tutto, tranne che purtroppo per l'inclinazione in avanti. Che sfiga. Continua per 11 km. Che colori Bologna di sera, le sere di ottobre! Vedi tu? Che bei colori, pastellati, cerulei, no col cerume, cerulei vuol dire tipo il ceste o fia pastea. Ah, guarda che bello quel coinete, guarda che bello, dove ci stai portando, Singano? Non te lo dico, dai Singano, dai, dicelo, dai, no, non te lo dico. Dai, Singano, dai, va bene, dai, a Fiorenzuola, in provincia di Firenze, che c'è un'area camper gratuita, te rovino già tutta la puntata, dove ci troveremo con gli altri, mangeremo e berremo e basta. Dopodiché, se Singano presterà fede ai suoi valori, ai suoi ideali, su se stesso, troverà la voglia di andarsi a fare un giro, a esplorare un po', puntinare sti bei posti che a Toscana ne offre. Ok, credo che ci sia un pulmino più grande di Pulmino, cioè, dove cazzo è queste robe qua, porca miseria. Purtroppo non ho potuto fare le riprese perché c'erano delle strade impegnative, però insomma non è corretto che qualcuno è tornati con stare col telefono, ok? Potevo fissare una GoPro, ok, non ci ho pensato. In ogni caso, questo per dirti che i panorami sono veramente incredibili, stupendi, di quei canyon, di quei torrenti veramente bellissimi. Ti interessa però l'area camper? Perché l'area camper c'è il carico e scarico gratuito, vedi tu, questo qua è il carico, quello è il scarico. Ci sono colonnine un po' ovunque, certo sei a bordo strada, sei comunque attaccato al paesino, se te spacchi a testa qua c'è la pista d'atterraggio per l'elicottero, tocca fare, toccati i coglioni, il detto Noro è veramente a questo posto. Notavo però, non è razzismo, è verità, che i crocchi così in Italia fa sempre quel che vuole, perché da loro non possono farlo. Ok, questo è il punto. Da noi, a parte sto qua, sono messo con la roulotte storta, occupa il posto di 3 camper, ok? Ma da noi aprono parte tendalini, si mettono quei tavolini fuori, le sdraie e tutto quanto. Cioè noi non lo facciamo ste robe da noi. E pensa a te se loro le fanno da loro o se noi le facciamo da loro. Buongiorno un cazzo direttamente, porca miseria, neanche a stare là a dire buongiorno Italia, buongiorno un cazzo, cioè proprio niente diretto, Dio caro, porca troia. Tanto guardate a corriera mentre che porchi idee, guarda una corriera del genere e là il MacBook senza il monitor, te lo riesci a miliardario avere ste robe qua, te lo riesci avere un plasma a 50 pollici, Dio caro, con quel che consuma sta roba, tu non permettete un plasma, dai, cosa ho avuto che te dice. Oh, c'è stato un vento stanotte, porco cane, avessi chiuso occhio un secondo.
Una roba assurda, non ti ho fatto neanche io, proprio. Vabbè. Ah, c'è scritto anche nelle recensioni, lì fate quest'area camper, solo che durante il periodo invernale è tutto un spazzarotto, un lago. Vabbè. Questo invece è il mio basilico, cosa che c'entra non so. E questo è il CP, ma che bello il CP, ma quando mi tira su il morale, è il CP, ma sì, cioè vedete così, con questa faccia morbidosa e coccolosa, ma sì, me cambia già l'umore, sì, me cambia già l'umore, se no mi ciapparia, spaccaria tutto, vai fuori e spacca bottiglia, e che con quelle plastiche non è neanche a gusto. Guarda, fai un dispetto adesso al meteo, guarda, vado fuori vestito proprio da singano, Dio caro, così vede sto brutto elemento qua, così l'impara, porca troia. Guarda, se arriva un altro one life, ma sto qua si è bello, cioè mi piace tantissimo il Ford qua, guarda, il Ford Viewster l'è scritto in tia portiera qua in parte. Oh, tacca arriva fuori al sole. Ragazzo, ti voglio fare un giro a 360 gradi a partire da Pulmino. Guarda il Fufi, ciao Fufi. Poi fate vedere il paese, vedi tu Firenzuola che sembra molto bello, le stabi antichi eccetera, dove c'è anche una specie di castello da qualche parte, le tavole da picnic, la passeggiata, del canto, il fiume, guarda che roba, stupendo, e anche il grill qua, guarda, te anche l'arcobaleno, cosa dove qui? Un'area camper con l'arcobaleno. In pitta anche i camper strani per stuzzicare a tua curiosità. In realtà sto Wingham, che sono dei camper fatti da un'azienda, mi pare di Vicenza, che costano una barca da sky e sono dei monoscocca in vetro resina. Hanno la particolarità, almeno quelli che ho sempre visto io, di essere molto compatti ed è una cosa di bike. Ti rovini, se marsisse, Dio caro, non mettermi fuori così, compri un teo che costa 10 euro e il pulmino un fuori, vedi tu, il pulmino piccolo e il pulmino grande, anzi spina curiera che pulmino, e i crucchi qua che mi dà sempre fastidio perché sono sempre molto irrispettosi quando vanno in Italia, ti dico, essendo a Jesolo ne vedo di tutti i colori, ne fanno i tedeschi e non si sono messi così perché qua hanno l'uscita, ma anche avrei l'uscita, eppure mi sono messo dritto come tutti, passa spazio anche altri, porco zio. Mi piace tanto stare a camper. Sono relativamente fermo oggi, nel senso che sto andando avanti con un sito di una scrittrice americana, però là sono le 4 di notte adesso e quindi niente, devo fermarmi perché ho bisogno di delle cose senza le quali non si va avanti. Nel frattempo, mettiti nei miei panni, ragazzo. Cioè, mettiti nei panni di uno che sta percependo amore per il suo lavoro, perché proprio che piace, se è una passione, Dio caro, se, non dico un divertimento, però non so, quasi, non so spiegarmi. E contemporaneamente, guarda, lavora da sto mega ufficio, questa mega scrivania che si è fatto, con la sedia, il computer e tutte le robe, sì, mentre che si mangia a zuppetta, esatto, sì. E vede sto panorama. Pensa che questa cosa potresti farla anche tu. Purtroppo non dico puoi perché insomma sai, dipende tutto dal tipo di lavoro che si ha, però se uno ha la possibilità di lavorare dei periodi, perché non è che posso lavorare, a parte vabbè giustamente la famiglia, Alessia, il bambino e poi anche la mia famiglia, insomma ecco, non è che non ho la minima intenzione di ritornare a vivere all'estero come avevo fatto una volta, ma parte quello, diciamo, il mio lavoro non è che mi consente di stare sempre in giro, io ho anche dei clienti che devo andare da loro per parlare, per concludere gli affari, per a volte anche sistemare, guarda il passero mentre dico sistemare, computer, cose, quindi devo esserci di persona, ok? Però, ecco che viene il sole mentre dico però, per quasi un effetto speciale, no? Tipo musichetta, però, e qua, però, tac, il sole. Però ho anche questi momenti in cui posso stare tranquillamente 3 settimane, 2-3 settimane fuori. E questo potresti farlo anche tu, cioè non necessariamente, secondo me, devi lavorare col computer o fare web designer, cioè non lo so, adesso studiati un attimo il mondo del lavoro e quello che sai far tu, vedi cosa può combaciare, perché insomma sono anche esperimenti. Io quella volta, sì ok, mi ero rotto le balle, ho detto ma vado a farmi un po' l'anno sabbatico in camper, quello senza ombra di dubbio, ma a parte quello, per il resto mi sono sempre mosso a tentoni, hai capito? Io ho detto ma vado così a vivere in camper per
per chissà quanto, mi faccio l'ufficio eccetera. È stato tutto un provare alla fine. Ovviamente ho sempre lavorato, mi sono sempre mantenuto, non ho mai chiesto niente a nessuno, e tastando avanti un passettino alla volta, ho scoperto che questo era il camper perfetto per me, questo era l'ufficio che serviva per me, con la scrivania fatta così, quel determinato computer e tante altre piccole cose che hanno reso possibile questo mio lavorare veramente bene da questo ufficio mobile. Madonna, che buone queste pape! Mangiamo le pape? Ma sì, ha detto dammi le pape. Ma sì, mangiamo queste pape. Dai che devo andare anche a buttare le squasse. Allora, porta pazienza, canti e metto qua. Perché è comoda la cuccia lì, però lì era il posto delle ciotole. Vabbè, dai, mangia qua, poi appena finito gliela metto lì. Madonna, singano che precisin che te sì, ragazzo, sì. Perché l'ordine crea, oltre che piacere, anche pace ed armonia, il non instrambarsi, che significa inciamparsi addosso a cose, cani, eccetera, ok? Evita tutti quei piccoli nervosismi, tutte quelle piccole concentrazioni che devi stare attento a dove camminare, dove appoggiare le cose, eccetera, eccetera, e vivi più sereno, vedi tutto più bello, più ordinato, più pulito. La vita cambia in base a tutto sto insieme di piccole cose, quindi non è solo che l'ordine a pulizia, questa è un pezzo, una piccola cosa appunto, però una piccola cosa qua, una piccola cosa là, capirai che, ne abbiamo parlato spesso, la qualità della tua vita cambia, porca troia. Seguiranno un po' di amici, nel frattempo è arrivato Ezio, Mauro e Rita e il GP. Questa è la piazza col grigio a 360 gradi. Guarda qua, vedi tu, così hai fatto, vedi tu? Con sto coso qua che mi ricorda un fiato, so che era quel bordo toscano che mi piace tanto, Volterra, vedi tu, i cabbi tipici e azienda agricola, guarda che bello. Io il gelato, è meglio che neanche non dico niente perché con sto vento poi non si sente niente. Panorama tipico, Can Veneto, Sustego. Un discorso che abbiamo affrontato tante volte, non posso consigliarti questo luogo, però per il discorso del De Gustibus, partendo da questo presupposto, ti posso dire le mie sensazioni. A me questo posto piace da matti, è completo e quindi rilassante. Cioè se hai bisogno di una farmacia, di un meccanico, di che cacchio che so, hai tutto. Supermercatino, macelleria, panificio, le passeggiate, l'area camper qua corrente, tutto quanto. Veramente io darei un voto 10 col bel tempo a sto posto. Non so perché ieri ho dato 9. Boh, sì, saluta. Allora ti saluta anche all'equino, che non sei per niente sustego, sei un equino coccoloso, sì? Dire saluti a tutti quanti, a tutti i cavalli che ne guarda e ai cavalli. Vedi questi suoi cartelli che adoro, guarda che do voto 10 per l'area camper e anche un voto 10 per il cartello che ti dice che cazzo che te vada a vedere in giro, e così si fa ragazzi, se no uno arriva e dice che cacchio faccio. In più per carità qualche informazione interessante, di solito mettono sui tipi di piante o sulla fauna del luogo. Poi ci sono sti alberi che non ho mai visto, che fanno queste cose stranissime che sembrano agrumi. No, com'è, morbido? No, è come una noce. Che strano, robe strane. C'è una noce dentro. Una noce che vorrebbe essere un limone. È coperto. Non si fanno mancare nulla in questo paesino, guarda. Sì, parchi ovunque. All'amico del CP del prima. I campetti da calcio, i tavoli da... piscine addirittura. È che sono chiuse, ma forse quelle è chiuso. Comunque piscina all'aperto e... tanta roba a sto paesino ragazzi. Ti ricordo che sei a Firenzuola, tavoli a picnic, bellissimo, bellissimo. Vedi, a me piacciono queste cose, ossia non le metropoli, ma neanche quei posti troppo isolati dove fai vedere su Instagram che sei figo e dopo ti sbanghi i coglioni e stai là su WhatsApp e Instagram la mattina a sera. Veramente wow. Qui si trova e dice dai che andiamo a pissare insieme.
in posizione da mega svacco relax. Allora qua ci passa tranquillamente, non so perché racconto ste robe, mi pare di essere a volte che influencer femmina che contanga che va a cagare, però non so, boh, ho voglia di condividere questa roba qua che secondo me è bellissima, perché non si finisce qua, dopo puso anche le gambe là, vedi, e là posso mettere il monitor e guardarmi tipo un film. È tanta roba sta sedia, stona purtroppo con l'ambiente, però ragazzi a volte bisogna chiudere un occhio sull'estetica e aprire un occhio sulla funzionalità. Premesso che anche Ezio giustamente ha detto forse c'è un raduno, mentre il giro è 5 minuti, si è passato 3 Ferrari, porca miseria, e una anche ibrida, c'è davanti un Fiat elettrica, un Fiat... Guarda l'esperienza di questo qui che si prende alla perfezione. Non guardare, tanto si esatto. inquadra alla perfezione. Esatto, con la luce dietro, con l'azzurro. Ma vedi? tu ti vedi dentro? No? Vedi, è la tecnica. Mi ti trovai in una selva oscura. No, ieri i cessi del bar. No, Se sta comodo dentro il camper, ha detto Thomas, anche se siamo ancora in pochi, adesso arriva Peluche a testar meglio. Ma era lui allora? Ha anche le sospensioni ad aria, quindi insomma ci piace vincere facile, dai, ecco. Scusa. Scusa un cazzo. Ah. Siamo in questo posto che si chiama I Fritti, i panini, pizze, eccetera, eccetera. Ok, adesso no, per fare quel che ci sia roba da mangiare, dica. No, spadato. Ma no, a parte scherzi. No, per fare i soliti barboni, però guarda qua, dico. No, perché gli ride dopo. Allora, dove che era il... Cioè, guarda i prezzi, tipo le patatine 3 euro, un fritto misto 7 euro. Cioè, vieni a Jesolo ti costa 23, 24, 7, 14, 21, cioè lo paghi più del triplo a Jesolo, hai capito? Quindi è tanta roba. In più, ho visto, guarda anche qua, cioè costa manco di un McDonald's, guarda qua, il menù a 10 euro, hamburger o bocconcini di pollo con le patate a lattina de bibita a 10 euro, c'è tanta roba sta roba. Sempre per il solito discorso che avevamo fatto a Tenerife, e non è tanto per stare là a sparagnare, è per il fatto che non ti senti incaprettato, hai capito? È bello non sentirsi incaprettati, no, a lui piace sentirsi incaprettati. Cancella, torna indietro. Ok, però allora, a parte la cameriera molto carina, mi ero già preso avanti per Ulfo, però ha detto che è già fidanzata e probabilmente già ha aperto una distanza. Comunque sto menù, che mi sembra roba di buona qualità con l'ottimo panino, qua birra 10 euro, pensate. Aspetta che parlo sopra così si capisce che non è un time lapse o robe strane. Sì, guarda che veloce nuvole. Sì. Ma in video si vede più lento, però occhio nudo la vedi molto più veloce. Che strana sta roba. Cioè, guardo il monitor, mi sembra quasi fermo, nella realtà invece va avanti a sbrega. Ma pensati a volte. Eravamo 4 campere al bar. Guarda perché il lombardo qua, guarda, là anche i piedini da skate. Porca miseria, skate. Na. La Gina se ne va, invece fa manovra un po' in retro e va di là. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono no, poi morale in cantina. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu